Eh? Aveva tumore qua. Aveva tumore. È un classico. È un va. classico del Veneto. Arrivati. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo in Val di Sella, è a metà della Valsugana. Ho già il cervello che oggi ho un neurone solo e l'ho lasciato a casa. Siamo al centro qua della Val di Sella e l'escursione di oggi andrà verso l'eremo di San Lorenzo. Escursione faciletta, quindi un'ora e mezza di tragitto, e andiamo in questa valle in cui non siamo mai stati. Siamo qui in Trentino Alto Adige. Oggi è il fine di aprile. È il 28 di aprile e questa settimana c'è stato un brusco calo delle temperature e ha fatto una bella nevicata come vedete alle nostre spalle. Quindi l'aria è frizzantina. Là sopra c'è neve. E Fabio voleva lasciare il giubbotto in auto. Gliel'ho fatto portare, ce l'ho io nel mio zaino. Comunque 10 gradi scesi dell'auto, sì. Sono le 11 e suppia. E abbiamo scelto di metterci le scarpette estive, ma vediamo. Se troviamo del fanghiglio. Vestiti invernali ma calzature comode, leggere, tanto non c'è fango. Buona visione. Tanto non c'è fango, le ultime parole famose. Allora. Il titolo sarà Tanto non c'è fango. Allora, abbiamo parcheggiato qui in questo bello spiazzo vicino al ristorante bar al Legno e da qui parte la nostra escursione, diciamo da quella parte. Adesso vediamo subito il cartello. Allora, qui vediamo intanto un cartello e infatti è anche giusto un po' di foliage. Allora, sentiero 210 SAT eremo di San Lorenzo. Chi ha trovato questo sentiero? Chi l'ha trovato? Gemini. Jenny volevo dire. Chi ha trovato questo sentiero è Ge. Che stizza in internet e trova delle valli isolate dove fare i nostri escursioncine. Qui vicino c'è anche una bellissima casetta vacanze, guarda che carina, amore. La casetta vacanze è questa, scritto affittasi, ma rimaniamo qua in autunno. Sì, in autunno mi piace, faccio una foto al sentiero. Fai foto al sentiero. Allora, dopo un passo, perché il cartello precedente era lì, qui già ride perché qua è San Lorenzo è diventato è 210, non 2 ore. Ah! È il sentiero, ho detto, è aumentato di mezz'ora, invece no. Avanti vate qua, anche se è primavera, sembra ancora autunno qua. Del foliage, tranquillo. Bello, bello. No, perché non intendito che ha poco dislivello. Però in un'ora e mezza, quanto? 200-300? E 400? Minchia! Sì, no, in 300 ti fatti un'ora, 400 un'ora un fia. Non un fia. Poco rispetto ai 1000 metri soliti, insomma. Sì, insomma è su forestale per adesso, stile passeggiata, no? Sì. Pendente, però passeggiata. Passeggiata fuori dalla chiesa per andare a prendere i pasticcini a domenica, insomma. Arriviamo qua a un segnalino qua del SAT che dice destra. C'è anche il cartello. Allora, sono passati 29 minuti 30 e adesso dice un'ora. Cartaglio super, amore, cosa dici? Quasi intelligente. Quasi intelligente. Quasi. Di là però non si sa dove si va, non c'è scritto. Di là no. Continuiamo allora. Ma secondo voi all'Hotel Legno fanno delle torte? Leonardo Mandare. Locanda anche. Locanda. Ristorante, c'è un sacco di nomi. Tutto. Poi qua, la forestalina, ma mi sa che adesso la strada è finita. Qua diventa un po' più sentiero, vero? Può darsi. Omino di pietra. Mi dà fastidio questo. Cos'è? Un l'accetto.
Non può stare più basso. Provo. La strada si restringe sempre di più. E qua il segnetto dice che bisogna andare su per lì, amore. Mi sembra simpatico. Vero? Non lo so. Vai. E si scivola tanto sulle foglie, so per quello. Certo. Però qua cos'è? Gira. Per là? No. No, non c'è. Sopra. Vabbè. Anche te hai tutte le foglie nel sedere. Grazie. Non pensavamo, qua diventa proprio sentiero. Oggi siamo super preparati a questo percorso, vero? Dai, carino, che robetta. L'ambiente è questo qua. Amore. Guarda qua che robetta. Super. Pensavo sentiero noiosino, Oh amore. Aspetta. Che lì adesso gira a destra lì. Ma mi faccio sotto io forse. Addirittura. Sì, sì. Che robetta. Super. Comunque, sempre segnato. Easy way dicevano. Easy way. Lì mi sbarai la strada e ho detto no. Quasi turistico, hai detto. Qua ha detto no. No. No, sembrava ripido, non lo è. Infatti. Pian pianino, arriviamo su, troviamo un altro cartello. Don Cesare Trail. Boh. E poi ci girare, ma vediamo, forse è la strada che abbiamo abbandonato prima. E quindi ritorna a forestale. Fine sentiero. Ma è solo un pezzettino che ritorna su dopo, vedi? Adesso vediamo. Arriviamo a questo spiazzo, da qua arriva la forestale di prima e qui saliamo qua a sinistra che c'è, in fondo vediamo anche un segnetto bianco e rosso. L'ambiente è diventato un po' più strano, vero Già? Sì, non saprei bene definirlo. Sembra molto più selvaggio e sembra quasi, dico, una castroneria, una zona marittima. Sembra una pineta quasi. Vedi? Ok che ci sono i pini, io dico pineta da lungomare quasi. Sì. È molto strano. C'è anche più caldo di qua, siamo più riparati. Non tira più aria, infatti. Però, vedete, montagnette. Guarda dietro che bello. Stavamo scherzeggiando, andando dritti per qua, ho detto, è un sentiero che va giù per lì. Ehi, c'è scritto Eremo di San Lorenzo, quindi dobbiamo anche prenderlo. Sempre 210, giù di qua. Bella arietta. E Arietta. Quindi adesso si va a mangiare il legno. Vero? Cosa? Vanno a mangiare lì al legno adesso. Facile. Abbiamo appena incrociato due signori sorridenti, secondo noi andavano a mangiare. Il sentiero qua è bello strettino, vedete? Esposto. Quindi se non soffre di vertigini già qui fa fastidio, vero? Un po' sì. Quindi attenzione, se soffrite di vertigini, no, questo sentiero non è turistico, quindi siamo qua sull'escursionistico. Comunque scende ancora, tra un po' dovrebbe salire, dovrebbe tornare a salire, giusto? Si spera. Boh. Arriviamo qui in un punto che sembra che non ci sia più il sentiero, mi ho detto beh no, invece ci sono delle simpatiche graffettine qua. Non mi piace? A me il sentiero sul forestale Ma questo. lascia stare, Vado avanti io o te? no, vado avanti io. Vai, prova. Ti tengo i bastoni? No, non tenermi niente. Guarda che... dove va il tumore qua? Il tumore. È un classico. È un classico del Veneto. Ce la faccio io?
No, tu no. Arrivo. Arriviamo qua in una forcellina. L'Aremo dovrebbe essere sopra questo colle qua. Colle delle foglie. Super foliage. Mamma mia. Ma super. Che roba. Oh, Hotel in legno. poi da dove arriviamo? Forcellina con vista. Bocchetta Val di Croce. Ah, è Bocchetta Val di Croce questa, 1120. L'Aremo bisogna arrampicare su qua. Eh sì. Allora, l'orologio ci dice che siamo a 1118, quindi 1120 ci sta giusto di altitudine. Dicono 15 minuti da qua. Ecco, peccato che l'ultimo cartello diceva mezz'ora, è passata mezz'ora. È che siamo qua che manca ancora 15 Hanno minuti. arrotondato, non avevano il 45. Ah, non ce li avevano. Quindi adesso si sale seguendo questo cartello. Eremo in San Lorenzo 15 minuti. E dove va già? Incrociamo un bivio, ma noi dobbiamo salire, quindi a sinistra. Lì si va verso un altro sentiero che arriva sempre qua all'Eremo, ma arriva proprio da tutta un'altra parte. Qua un po' di salitina arrogante e lo vedo, infatti l'orologio mi diceva che il dislivello della giornata era concluso e infatti lì sopra vediamo un tetto. Un tetto. E adesso troviamo un bivacco dove mangiare, basta anche una toia. Arrivati all'Eremo di San Lorenzo. Posto? Comunque siamo arrivati 1 ora e 45, 422 metri di dislivello, siamo a 1200 metri. Allora praticamente come tempistiche abbiamo fatto fino al cartello dove c'è scritto mezz'ora, quindi la prima ora, perfetto. Dal cartello mezz'ora al cartello quarto d'ora ci abbiamo messo mezz'ora e poi l'ultimo quarto d'ora perfetto, quindi un quarto d'ora in più in quel tratto lì. Boh, chi lo sa, Basta. magari abbiamo solo chiacchierato un po' di più. Vero? Potrebbe essere. Adesso cerchiamo un pertugio dove mangiare. Andiamo a vedere la chiesetta senza Andiamo a zaino. vedere. Quest'eremo è frutto di un recente restauro. Praticamente questa fonte che adesso sgorga qui passava sotto proprio l'eremo e praticamente cancellava tutti gli affreschi perché l'umidità saliva verso le pareti. Hanno fatto un grosso lavoro, deviato la fonte di qua e salvato quello che rimane degli affreschi. Adesso purtroppo non è aperto per vederli, però ci sono dei giorni in cui si può visitare. Che non so quando. E là. Ah? È carino, mangiamo qua. È più bello qua. È Forse vero. più fresco. Ma guarda che bello lì. Yes, c'è anche della nevina. Bellissimo. Andiamo qui? Ma che c'è un altro simbolo come quello di prima? Sì. Ma tipo Dio degli alberi, non so. Stiamo girando intorno. Andiamo a prendere il zaino. Sbrissando? Un passo di farlo. Op! E dietro ci sarà un bagnetto. Può Ma darsi. quel bivacco lì è aperto? Adesso proviamo. Stiamo già smangiucchiando qualcosa qua. Delle noci pecan con miele della Coop. Sono come quelle della bancarella della fiera. Mamma mia. Abbiamo preso il tavolo che c'era lì e abbiamo messo qua il sole. Sì, era bello là, però era l'ombra. E insomma. Menù di oggi è tagliatelle classiche, pasta montegrappa e ragù di soia, ci siamo portati da casa. Ho portato anche Autoprodotto. autoprodotto, fatto da già.
E mi sono portato anche le forchette stavolta. Ci abbiamo anche un pezzo di Asiago, visto che abbiamo Asiago lì. Asiago è di là. Super. Grazie. L'asiaghino del pane. Super, grazie. Visto che bello? Già sta facendo spiegazioni. Qua abbiamo, vedete, sono 4 blisterini. Quindi penso sia una quantità per 4 persone. Noi siamo in 2, mangeremo di più. Appena che giusto. Messo sull'acqua. E adesso troveremo il piatto già pronto, ecco, tipo così. Non sei pronto? Sei pronto. Pronto? Super. Stai a tagliare una pinna o? Maccherone mi hai provocato? La motte magno. Eravamo con. Posto. Tac. E buon appetito. Caffettino andante e biscottino simile Oreo pronto. Simile. Sì, l'imitation Ispirazione. of life. Sì. Super. E buon caffè. Allora, prima di andare via diamo un'occhiata qua a questa radura, è molto carina. Guarda anche quest'albero qua, Wow. fatta apposta per sedersi, giocarci intorno, poi un sacco di pignette. Ah, sono cadute tutte le gemme. baby pigne. Poi qua, vediamo, un bel luogo di pace qua. E c'è anche altre tavoli con panche, vedete, Bello. per fare dei picnic. Allora, guarda che carino. E là cosa ci Anche artistiche, devo dire. Guarda il tavolo. sta? Ma penso ci sia una vista perché hanno messo Uno strapiombo. una roba per non cadere. Sì, è carino. Abbiamo lasciato tutto pulito in ordine, adesso il tavolo lo rimettiamo dove abbiamo trovato e cominciamo a tornare indietro per la stessa strada che abbiamo fatto all'andata. Vedi amore, oggi non ho visto nessuno con gli scarponi. No, Tutti con le scarpette come noi. Ma vedi tutta gente a posto qua su sto sentiero. Sì. Stiamo pian piano tornando alla macchina, siamo quasi arrivati, già beve, bisogna sempre idratarsi. Commento sulla giornata allora, com'è questo sentiero? È bellissimo, un po' scivoloso per le foglie, niente di che, un po' di attenzione. Bello, soleggiato, oggi una pace incredibile. A parte il tipo in bicicletta con i mocassini. Ma loro non l'hanno visto. E il resto tutto a posto. Non è un sentiero per biciclette, per favore, per mountain bike con sella troppo alta e mocassino in cuoio e golfino legato sulle spalle jeans di una certa età. Cioè, quando arrivate alle graffette, per carità, magari siete giovani e prestanti, ma insomma, attenzione. Iscrivetevi al canale, iscrivetevi per piacere, like, naturalmente, condividete con tutti i vostri amichetti di montagna. Oh là. E super escursione oggi qui vicino,
Borgo Valsugana. Borgo Valsugana. Come abbiamo detto all'inizio il paese Montagne forse meno famose, poco inflazionate, molto molto bello, molto bello, molto bello, molto bello. Poi una vista, neve, foliage e abbiamo anche visto un bellissimo camoscetto, ragazzi. Non siamo riusciti a riprenderlo. Si vede, è mimetico naturalmente. Cioè, ma ci ha osservato per 5 minuti e poi si è fatto la sua cuccia e ci ha guardato col testino fuori dalla buca, una meraviglia. Andiamo in macchina? Sì, ciao. Andiamo alla macchina. Siamo arrivati alla macchina, 5 ore in tutto. 490 metri di dislivello positivo perché tornando indietro abbiamo fatto un altro po' di salitina. 8 km circa. Bellissima escursione, abbastanza facile. Perfetto. E spero vi sia piaciuta e basta, vi salutiamo direttamente e vi diamo appuntamento alla prossima escursione. Alla prossima. Forse sarà un altro eremo anche il Forse. prossimo. Ciao.